Questo è proprio il rumore dello scocchetto. Lo scocchetto che cos'era? Lo scocchetto era il gioco preferito da noi bambini nelle giornate durante il lunedì di Pasqua, quando dopo essere stati seduti a tavola per le lunghe ore dei pranzi dei giorni di festa, si usciva e con le uova che le nostre mamme avevano prima lessato, ma avevano avuto anche la pazienza di colorare grazie alle erbette che avevano messe nell'acqua di cottura delle uova. Noi bimbi che cosa facevamo? Iniziavamo a creare questo rumore e la battaglia era quella di cercare di rompere l'uovo che era nelle mani del nostro amichetto, del nostro parente che era di fronte a noi, cercando di mantenere inalterato e non rotto il nostro uovo. Vinceva questa gara chi riusciva alla fine di un tempo prestabilito ad avere più uova possibile e ad avere ancora il proprio uovo sano, pronto da sbucciare e da mangiare come uovo sodo, che è anche per noi oggi, o meglio anche per me, è il nostro sforesso. Infatti in mezzo a tante ciacole, oi oi oi, io ho anche il mio uovo sodo, che è l'uovo pronto per il lunedì di Pasqua. E buona ciaccola, ma buon sforesso a tutti!